Tartini, Bonporti e Drigo. I solisti veneti omaggiano Padova con un concerto che si ispira alla città del santo e alla sua storia. Musica che risuona tra le mura medievali del castello carrarese, preziosa testimonianza trecentesca, restituita alla città grazie ad un restauro durato 10 anni, che ha riportato alla luce la storia di uno dei più importanti beni architettonici, artistici e militari di Padova. Fatto costruire da Ezzelino da Romano, tiranno della città tra il 1237 e il 1256 e poi abbandonato, venne ricostruito dalla signoria dei Carraresi e completamente affrescato dentro e fuori. La torlonga, la maggiore delle due torri dell'antico castello, era dipinta a scacchi bianchi e rossi, così come la rappresentava Giusto da Menavuoi nell'affresco della Basilica di Sant'Antonio. I solisti veneti, l'orchestra da camera, amata ed apprezzata in Italia come all'estero, festeggiano la loro 50ª stagione concertistica, una longevità invidiabile contrassegnata di successi. Il programma è un programma da festival, quindi è costruito su due direttive fondamentali. Intanto di costituire un avvenimento, e l'avvenimento è costituito dal solista, che è una grande trombettista, Antoine Acquisto, belga di origine italiana, nome Acquisto è evidentemente significativo, e oltre a suonare la tromba è anche solista di uno strumento molto raro, il bugle, che è un altro strumento naturalmente della famiglia degli ottoni, ma ha una logica di colore molto molto diversa. Ma il programma di questa sera poi c'è un'altra direttiva fondamentale, quella di essere dedicato alla musica veneta, soprattutto ai padovani. È un legame fortissimo quello tra i solisti veneti e la città di Padova, non solo perché la città ha dato i natali al fondatore, maestro Claudio Scimone, ma anche perché qui il maestro ha impugnato per la prima volta la bacchetta come allievo per la direzione d'orchestra di Dimitri Mitropoulos e Franco Ferrara. Ed è ancora a Padova che mezzo secolo fa è partita l'avventura dei solisti veneti, che ha portato questa formazione da camera a suonare in 80 paesi con più di 5.500 concerti all'attivo.